Alessio Morosin è il candidato di Indipendenza Veneta, veneziano di Noale, 54 anni, avvocato, già consigliere regionale con la Liga. La sua battaglia da tempo è quello appunto dell'indipendenza. Dell'autodeterminazione, direi, il diritto precostituzionale dell'autodeterminazione, un diritto che anche l'Italia riconosce sulla carta, però che tenterebbe di impedire sia esercitato. Quindi un atto di democrazia al quale tutti dovrebbero affiancarsi, perché chi vuole rispondere sì, chi vuole rispondere no alla scelta dell'indipendenza, però almeno possa rispondere. Perché dice c'è un referendum che potrebbe essere fatto, che è stato bloccato però. C'è stato un referendum previsto da una legge che noi abbiamo proposto, che si è legge regionale? Legge regionale 16 del 2014, che è stato impugnato dal governo democratico col punto di domanda davanti alla Corte Costituzionale e che noi riproporremo se sarà, come è quasi certo, bocciato dalla Consulta. Perché lei sta facendo anche battaglia davanti alla Consulta da avvocato. Direi che ho messo a disposizione tutta la mia esperienza politica e professionale, perché voglio che il popolo veneto possa votare su questo tema, possa decidere lui, perché è necessario in un momento di grave difficoltà come questo per le famiglie, per le imprese, per tutti noi veneti, avere un'alternativa, una proposta nuova, positiva, esercitata per via istituzionale, con metodo democratico e pacifico. Ma perché alla fine avete deciso anche di correre a queste elezioni regionali, lei candidarsi alla presidenza del Veneto, proprio legando il tutto a questo tema dell'indipendenza? Guardi, con grande rispetto umano per tutti gli altri miei competitori, io ho visto che tutti gli altri 5 si schierano variamente declinando la scelta, ma sul piano dell'autonomia, che vuol dire questuare, chiedere a uno Stato che non è in grado di dare. E quindi parlare di autonomia, maggiore autonomia, contrattazione di autonomia e quant'altro vuol dire una cosa che non ha alcuna possibilità di essere attuata. Lei pensi, e questo giova ai nostri telespettatori, che non più tardi di un mese fa il Parlamento italiano, in sede di tentativo di riforma del titolo quinto della Costituzione, ha stabilito che in 20 materie le regioni devono veder ridotta la loro competenza, quindi ridotta la loro autonomia. E in più, beffa nella beffa, il Parlamento prevede anche la clausola di supremazia dello Stato. Allora io chiedo, ma cosa propongono i miei interlocutori? Io credo che bisogna avere un progetto nuovo, diverso, un progetto alternativo, serio, basato su valori e su anche un pensiero della società, soprattutto del mondo del lavoro e dell'impresa, che dia al nostro territorio una possibilità di competere con le altre regioni europee. Lei sa che sul piano della competitività, rispetto alle 262 regioni europee, il Veneto è al 158° posto, questo non va bene. Perciò lei declina il tema dell'indipendenza, anche altri argomenti che portate avanti in campagna elettorale, appunto il tema anche del lavoro delle imprese, ma certo. Poi restare soli come regione non rischia di avere difficoltà maggiori export con cui si lavora, grandi imprese del Veneto? Non è che si sarebbe soli come regioni, si diventa protagonisti come ordinamento indipendente e sovrano in un contesto mondiale che già ci accoglie e nel quale potremmo essere veramente protagonisti. Parlo dei nostri imprenditori, se non avessimo il fardello Stato. Io lo spiego sempre, gli imprenditori sono coloro che assumono il rischio d'impresa, però in Italia e quindi anche qui nel Veneto gli imprenditori hanno un rischio che i loro competitori nel mondo non hanno, il rischio Stato, uno Stato che mentre tu stai producendo un bene o realizzando un servizio ti intralcia con norme tributarie o fiscali che non avevi previsto, con incombenti burocratici che ritardano la tua attività, con inadeguatezze o mancanza totale di giustizia, per esempio la risposta giudiziaria è tardiva o assente, e lei sa che, lo sanno i telespettatori, che le imprese del mondo non vengono a investire nel Veneto dove pure avrebbero interesse, proprio perché guardando alla risposta della giustizia temono di rimanere incagliate in un passaggio che poi non consente loro di continuare quell'impegno imprenditoriale che vorrebbero realizzare nel Veneto. Praticamente non c'è più lo Stato, noi abbiamo bisogno di una realtà nuova. Il Veneto ha le caratteristiche da ogni punto di vista per essere protagonista nel mondo. Molti purtroppo sbagliano nel considerare che la dimensione del Veneto, una realtà di 5 milioni di abitanti, piccolo è bello? Ma non è vero, non piccolo è bello, piccolo è migliore.
perché i migliori stati al mondo sono quelli tra i 5 e i 10 milioni di abitanti, perché noi abbiamo una storia, un'esperienza, una voglia di lavorare e di fare che viene bloccata da uno Stato che è l'ostacolo principale. Allora io non sono contro l'Italia, sono contro l'Italia come penisola, come realtà ambientale, storica, culturale. Sono contro questo Stato, nel senso che questo Stato non rappresenta più, non è più in grado di rappresentare gli interessi del popolo e del territorio veneto. Come ci si confronterebbe a questo punto con il resto dell'Europa? Ma direi come sta facendo, come sta organizzando di fare, per esempio, la Catalogna, che è una realtà simile a noi. Lei pensi che nella Catalogna ci sono 6.000 imprenditori che lavorano per l'indipendenza, che già si impegnano a relazionarsi con le istituzioni europee, perché il Veneto può rapportarsi, è in grado di rapportarsi direttamente con l'Europa. L'ostacolo è l'Italia, l'ostacolo è la burocrazia italiana, tra l'altro una burocrazia che ha pervaso anche le istituzioni, quindi ha superato le istituzioni, tant'è vero che nei momenti cruciali lo Stato non lo si trova più. Burocrazia a parte, poi c'è un problema invece economico di una crisi che pesa anche in questa realtà regionale, la cosiddetta locomotiva nord-est arranca. Cosa bisogna fare secondo lei? Intanto io non me la sento di parlare di nord-est, io mi sento veneto e quindi quando si parla di nord-est vuol dire che si riconosce un centro. Io credo che il centro italiano di Roma sia ormai superato come istituzioni. Parliamo di Veneto. È vero che sta soffrendo moltissimo perché si è distrutta quella capacità di fare impresa della piccola e media impresa, che è la risorsa principale di questo territorio. Grazie prevalentemente, oltre alla burocrazia di cui parlavamo prima, a una pressione fiscale che è diventata giugulatoria, asfissiante, mortale direi. Come si può competere con le imprese della Baviera, per fare solo un esempio, che hanno una tassazione massima al 48%, se in Veneto arriviamo al 68,7%? Vuol dire che lo Stato sta facendo morire questo territorio. Bisogna liberarlo da questo gioco italiano e proiettarlo sulla scena europea e mondiale direttamente da protagonista, come può fare bene. Indipendenza Veneta ha una propria posizione rispetto a un altro tema che divide, quello dell'arrivo dei tanti immigrati anche in questa regione. Qualcuno dice stop, basta. Ma quella che viene detta giustamente invasione di un'immigrazione selvaggia, che è da distinguere dall'immigrazione di quelli che sono rifugiati, cioè quelli che secondo anche il diritto internazionale hanno titolo per essere protetti, è un'immigrazione, un'invasione causata principalmente dal fatto che la percezione che vi è dai luoghi di partenza è che l'Italia non sia un paese dove c'è la legalità, dove c'è la giustizia, quindi si può fare quello che si vuole, terra di nessuno. Io dico sempre, se noi diventiamo, anzi quando saremo indipendenti, e lo sarà presto perché è necessario, avremo la legalità che viene percepita dall'esterno, così come la giustizia, come un dato reale, un dato effettivo, non in termini blandi come l'Italia, quindi inesistenti. Io dico sempre, basta guardare alle città austriache, a Graz, a Innsbruck, a Vienna, non c'è un'immigrazione selvaggia come da noi, perché lì vige la legalità. Però c'è anche l'aspetto dei migranti che arrivano, profughi che scappano da guerre, che chiedono e si chiede il rispetto anche delle quote di divisione di queste. Guardi che il popolo e il territorio veneto hanno sempre avuto una grande espressione di solidarietà verso tutte le realtà di bisogno. Quella degli immigrati profughi realmente che vengono dalle zone di guerra o di conflitti sicuramente troverebbero da noi piena accoglienza. Fatto è che il dato statistico lo dimostra che su 10 immigrati solo 2 hanno alla fine vedono riconosciuto il loro status di profughi, gli altri sono invece immigrati irregolari. Quelli, se avessero una percezione che nel territorio veneto vige la legalità e la giustizia è in grado di dare una risposta in tempi convenientemente rapidi rispetto alla loro posizione, non verrebbero più, sarebbero spontaneamente allontanati dal territorio. Ne parlavamo con gli altri candidati, il tema della sanità, anche questo è un tema che apre polemiche. Riduzione dell'USL, voi siete d'accordo? Guardi, il tema della sanità, come quello della ricerca, che per noi è vitale, come quello del digitale terrestre, come i temi decisivi per poter proiettarci in un futuro competitivo, è condizionato in partenza dal fatto che non ci sono per questo territorio, quindi per i progetti che si possono variamente pensare, le risorse. Mancano le risorse e per recuperare le risorse bisogna
cominciare a difendere quello che è il residuo fiscale. Questo territorio dà 21.000 milioni di euro allo Stato di residuo fiscale, cioè il qualcosa oltre ad aver pagato, dopo aver pagato le tasse per i pessimi servizi che l'Italia ci offre, noi paghiamo, o meglio veniamo derubati di 21.000 milioni di euro all'anno. Io penso che con queste somme saremo in grado di rispondere alla sanità, all'investimento per il digitale, alle infrastrutture, alla ricerca, il mondo ricerca universitario è abbandonato a se stesso. La prima università italiana nel mondo è la Padova al 92esimo posto, è da vergognarsi, una cosa tristissima, quando era una delle più gloriose università. Non si fa più ricerca, c'è una burocrazia, anche là uno Stato che non sa dare spazio alla crescita, appunto al futuro, e quindi se rimaniamo, come dicono i miei 5 competitori, nell'alveo della richiesta questuante di autonomia, saremo destinati ad un declino inevitabile, a un'agonia di questo Veneto. Bisogna parlare in termini seri, positivi, con contenuti, per via istituzionale di indipendenza. Il Veneto attuale ha richieste anche di interventi viari, eccetera. Poi c'è polemica sulle grandi opere, su come il territorio viene anche, è stato dissestato in questi ultimi decenni. Indipendenza Veneta, lei in particolare ha una linea su questo? Una posizione? Guardi, io ho una grandissima attenzione, come tutto il nostro movimento, al territorio. Un ambiente che è stato devastato, devo dire, anche per l'assenza della Regione, che doveva essere protagonista, regista delle operazioni, delle grandi opere di cui si è fatto capo anche lo Stato. Bisogna avere maggior amore, maggior rispetto per il territorio. Bisogna pensare a riconvertire le 1100 zone industriali del Veneto, bisogna recuperare il nostro patrimonio architettonico ed edilizio, bisogna pensare in termini di qualità della vita. Io dico sempre, nel Veneto possiamo permetterci di coniugare il PIL, il prodotto interno lordo, col FIL, con la felicità interna lorda. Le risorse ci sono, la visione anche, la serietà pure. Io conto molto sulla mia serietà, sulla credibilità, sulla mia storia personale. Tra l'altro, ed è l'ultima nota, sono l'unico su 226 ex consiglieri regionali che ha rinunciato nel 2009 al vitalizio. Credo che questo sia un buon elemento per dire che ci si può fidare. Alla ricerca della felicità, Morosin. Alla ricerca della felicità per tutti, per il Veneto, certamente. E ringraziamo Alessio Morosin, Indipendenza Veneta.